Sul fronte della residenzialità pubblica, i dati presentati dall'Ater in Commissione Consiliare Regionale raccontano una realtà allarmante. Ad accendere la discussione politica è la consigliera Dem Monica Sambo, diffondendo questi numeri. Negli ultimi 3 anni gli alloggi sfitti sono aumentati del 22%, da 2.249 a 2.744. Le famiglie in graduatoria sono più che raddoppiate, da 1.200 a 2.500, mentre le assegnazioni sono calate del 74%, da 290 a 76 alloggi. Si tratta di un dato allarmante di fronte per di più a un'emergenza abitativa enorme. Sappiamo che solo nel comune di Venezia sono più di 2000 le famiglie che attendono una casa. È evidente che le politiche della destra sulla casa a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale sono fallimentari. Per questo noi chiediamo più investimenti, più manutenzioni. Sambo sottolinea anche che il 32% di alloggi sfitti in provincia di Venezia rappresenta la percentuale di case vuote più alta del Veneto. Dei 2.744 alloggi Ater vuoti, 1.721 sono in comune di Venezia e circa 800 a Venezia città, dove lo spopolamento è più grave, conclude. E tutto questo mentre Ater chiude da anni i bilanci in attivo. Per questo chiediamo alla Regione più investimenti, in particolare in un territorio così peculiare e particolare come quello veneziano.